Buonasera a tutti, siamo in partenza per il nostro pellegrinaggio a Lourdes. Iniziamo oggi con i nostri ragazzi e con tutti i pellegrini che partono in pullman. Domani mattina partirà l'aereo con tutti i nostri ospiti e amici che parteciperanno al pellegrinaggio. Chiediamo a lei qual è stato il desiderio di ripartire di nuovo per la quarta volta. Beh, sicuramente ritrovare tutti gli amici con cui ho condiviso questa esperienza da ormai 4 anni e i volti delle persone che vengono con amore tutti gli anni a Lourdes e vivere di nuovo per la quarta volta un'esperienza in amore e comunione, fratellanza. Beh, sicuramente dopo l'anno scorso mi aspetto di ritrovare un bell'ambiente e spero che sarà un'altra esperienza educativa come è stata l'anno scorso e ovviamente spero che ci sia di nuovo la processione, che è stata per me un'esperienza molto bella e non vedo l'ora di fare il mio servizio. Ha detto le stesse cose che volevo dire, mi ha rubato le parole, però spero sempre di vivere esperienze belle come l'anno scorso che mi hanno appunto spinto a tornare e spero di passare dei buoni momenti con i miei amici. Prima volta a Lourdes, che cosa ti ha spinto a partecipare al pellegrinaggio? È certamente una grande emozione per me recarmi finalmente a Lourdes dopo tanti anni, insomma, dopo averne sempre sentito parlare, aver ascoltato tante testimonianze legate a questo luogo. Diciamo che a 33 anni nell'anno santo sentivo che era arrivato per me il momento di recarmi lì di persona finalmente e cogliere questa grazia, insomma. Certamente tra le tante testimonianze che sono state per me importanti nel corso degli anni e che mi hanno spinto comunque a recarmi in questo luogo c'è certamente quella di mia nonna Pia, che da 6 anni non è più con noi fisicamente, ma è sempre nel mio cuore e in questa occasione particolarmente, proprio perché era lei che sin da piccolo mi raccontava spesso di Lourdes, dove era stata più volte e quindi certamente porto lei nel mio cuore insieme a tutti i miei cari, a tutte le persone. Un po' i racconti che mi hanno parlato, che è un'esperienza bellissima, comunque da provare, un po' anche riscoprire la mia fede. Comunque molti mi dicono ma la Madonna comunque è anche importante, io non l'ho mai vista come una figura a cui parlare tanto durante le mie preghiere e poi sapere che c'è la Madonna a Lourdes mi ha detto spingiamoci a conoscere anche questa figura comunque. Quindi sì, un po' i racconti, un po' anche la mia voglia e il mio interesse. Oggi la prima giornata di pellegrinaggio, come è iniziata e come si è svolta? È iniziata molto bene, siamo arrivati circa 300 persone tra volontari, ammalati, pellegrini, sacerdoti, 3 vescovi con noi e questa è una grande grazia, Savona, Chiavari, La Spezia. E abbiamo iniziato entrando nel santuario portando 2 ceri, uno
per la nostra associazione Unitalsi e per tutte le persone che non sono potute venire con noi, e l'altro donato da un volontario di Chiavari, un volontario che ha voluto donare questo cero proprio per le persone ammalate e le persone che in questo momento stanno trascorrendo un brutto periodo. Siamo andati tutti in processione alla cappella dove vengono accesi tutti i ceri, e abbiamo acceso i ceri che devono essere sempre una luce che ci accompagni non soltanto durante questi 3 giorni di pellegrinaggio, ma che ci accompagni poi durante la nostra vita al rientro a casa, che è la parte poi più difficile, perché a Lourdes siamo tutti buoni, tutti pieni di buoni propositi, poi quando si rientra molte volte si dimenticano queste cose. E questo cero rappresenta anche la speranza, luce e speranza che deve essere sempre accesa, mai perdere la fede e mai perdere la speranza di una guarigione che può essere fisica, può essere interiore, e questa forse è il miracolo più bello che ci può dare Lourdes, perché la speranza è ciò che ci sprona ad essere vivi e a trasmettere tutto ciò che noi viviamo in questo pellegrinaggio alle persone che non l'hanno mai condiviso con noi. Quindi questo è anche un invito a venire con noi in pellegrinaggio. Qual è il servizio dei foulard bianchi? I foulard bianchi qui su Lourdes hanno come servizio quello di fornire l'aiuto, l'assistenza ai malati e ai giovani. I giovani come capacità di accogliere la sofferenza, la differenza, l'aiutare gli altri senza fermarsi soltanto all'aspetto esteriore, ma entrando in profondità e creare veramente una connessione con l'altro. Chi sono i foulard bianchi, come lo si diventa? Diventare foulard bianchi è una scelta di vita, è una scelta che si concretizza con un percorso di circa 5 anni dove si vanno a verificare le proprie scelte, le proprie motivazioni, fino a diventare foulard bianchi con una promessa che viene fatta qui a Lourdes e che è una promessa per la vita. Come scout si fa la promessa per la vita, anche come foulard bianchi la stessa promessa con una piccola aggiunta viene fatta per diventare foulard bianchi. Io sono stato chiamato a Lourdes 10 anni fa da una persona speciale che mi ha portato qui dopo tanti anni di tentativi di convincimento, e venire a Lourdes è stata una scoperta che si rinnova in ogni pellegrinaggio, perché è un momento dove l'aspetto interiore, la ricerca interiore delle risposte diventa molto forte, concretizzato anche con il rapporto con la sofferenza, col malato e con le persone che fanno servizio insieme a te. Qual è il servizio delle sorelle? Allora, le sorelle sono le prime persone che i nostri ammalati vedono principalmente al mattino. Sono, diciamo, le addette alla sveglia, alla preparazione, ma non solo, perché le sorelle comunque ascoltano, aiutano, e dalle più giovani alle più grandi, diciamo, e tutte hanno un ruolo speciale. Ci sono le giovani che sono nel refettorio, che si occupano di servire la colazione, il pranzo, la cena, e invece le più grandi sono le addette alla sala, ai pellegrini, che quest'anno sono molti. Come si coltiva questo spirito di servizio nel corso degli anni e in tutti questi pellegrinaggi a Lourdes? Allora, lo spirito si coltiva di anno in anno. Tutti gli anni si aggiunge un pezzettino, come aggiungi vestiti in un bagaglio, aggiungi un'esperienza, aggiungi persone, perché tutte le volte scopri persone nuove, scopri cose nuove in persone che conosci, e soprattutto aggiungi sorrisi, aggiungi parole, aggiungi voglia di fare, voglia di aiutare. Di che cosa si tratta quando si parla del servizio dei barellieri? I barellieri sono coloro che insieme alle sorelle coordinano un pochettino tutti i lavori sia della sala e quanto concerne. Quest'anno pellegrini e così via, sempre sotto, diciamo, sempre al lavoro, e che purtroppo siamo carenti e quest'anno siamo in sofferenza, però vedo che il lavoro sta andando avanti e cerchiamo di fare del nostro meglio.
Io sono venuto nel 2007 per la prima volta e 25 volte che vengo. Se vieni qua, arrivi arrabbiato, torni sereno e tranquillo. Quindi basta trovare il posto della nostra associazione e sicuramente tutti vengono. 130 pellegrini, qual è la loro importanza? L'importanza della presenza dei pellegrini nei nostri pellegrinaggi è quella di vivere insieme agli ammalati tradizionali il pellegrinaggio. Queste persone spesso vengono a Lourdes con l'Unitalsi perché sanno comunque di trovare un aiuto, e questo lo dico perché spesso il pellegrino nasconde anche dei bisogni fisici e a volte anche psichici e morali che necessitano l'aiuto del nostro personale e quindi di persone come me e di altri barellieri sorelle che si dedicano a questo servizio. Unitalsi infatti è nata come trasporto ammalati a Lourdes, però oggi la malattia non è più quella di anche solo di 30-40 anni fa, quando io per esempio ho iniziato. Oggi la malattia spesso è più nascosta, meno visibile, abbiamo meno persone barellate, meno persone in carrozzina, ma abbiamo più persone che hanno malattie, per esempio tumorali, che spesso non vogliono palesare e che quindi vengono a Lourdes per trovare la forza di affrontare questa malattia, ma attraverso la figura, l'iscrizione come pellegrino. Oppure abbiamo anche tante persone che hanno problemi purtroppo psicologici, psichici, di solitudine. Personalmente ritengo che è il più grande male della nostra era, la solitudine, e quindi vengono e fanno parte di questa schiera che noi chiamiamo pellegrini, che hanno anche loro bisogno di accostarsi alla grotta e alla grazia che ci può dare Maria attraverso il suo messaggio, tanto quanto i nostri ammalati. E la nostra attività negli ultimi anni, quella dell'Unitalsi, è proprio quella di integrare questa parte del popolo di Dio nel nostro pellegrinaggio per offrire anche a loro l'opportunità di vivere questo importante momento di grazia e di ricarica spirituale soprattutto, oltre che morale, oltre che a volte può anche capitare il miracolo, ma non è quello l'importante. L'importante è trovare la forza per rinvigorire il cammino e continuare ognuno il percorso che la vita gli presenta in sostanza. Noi abbiamo gruppi di pellegrini che sono affezionati e quindi ogni anno vengono al pellegrinaggio, spesso allo stesso pellegrinaggio, vengo nel pellegrinaggio di settembre, vengo al pellegrinaggio diocesano. Quando possono ci sono proprio un gruppo di affezionati che continuano ogni anno a venire, quindi trovano comunque sempre ogni anno qualche grazia nuova, qualche momento diverso, per esempio quest'anno con l'anno giubilare è una motivazione in più. Poi abbiamo anche sempre un certo numero di pellegrini nuovi che affrontano il pellegrinaggio per la prima volta. Magari non sono nuovi al santuario, tanti magari hanno fatto l'esperienza. Proprio oggi parlavo con due signore che erano venute per conto loro, però venire a Lourdes da soli non è come venire in pellegrinaggio con un'associazione come l'Unitalsi, perché ovviamente è qualcosa in più. È come, detto in maniera molto così un po' prosaica, quando uno va a fare turismo da solo non vede tutto quello che c'è da conoscere perché non riesce a percepire tutte le varie sfumature. Partecipando al pellegrinaggio anche come pellegrino si riesce a vivere in pienezza il messaggio di Lourdes. Questa è la mia prima esperienza qui a Lourdes, anche se conoscevo già l'Unitalsi da parecchio tempo tramite amicizie della mia parrocchia. Io vengo da Genova, più precisamente dalla parrocchia di Santa Margherita di Marassi, e niente, da un po' di anni mi veniva chiesto di partecipare a questo pellegrinaggio e adesso, dopo che ho conseguito la laurea, ho deciso di mettermi in gioco e venire a dare una mano. Ora per me è tutto nuovo, quindi il primo giorno è stato un po' un vortice di emozioni, vivere tutto quello che si vive qua in questo santuario. Pian piano sto iniziando ad avere maggiore consapevolezza sia di quelle che sono le mie capacità di relazionarmi con le persone in difficoltà che sono qui,
che vengono qui, e anche con tutti i miei compagni di viaggio che sono in questo pellegrinaggio. Come funziona il vostro servizio, ecco, dell'equipe di medici e infermieri? Dunque, allora siamo divisi alcuni medici e sempre affiancati da un personale infermieristico, e al mattino, all'ora di pranzo e all'ora di cena somministriamo tutte le terapie che devono essere somministrate ai malati, quelli che non sono in grado autonomamente di assumere queste terapie, e poi facciamo un continuo monitoraggio sia durante le uscite, quindi con una barella che ha tutto il materiale di primo soccorso e di pronto intervento, sia quando i malati sono dentro la struttura, nelle loro camere, quindi durante la notte, durante il momento del risveglio e alla sera quando vanno a dormire, e poi durante i momenti dei pasti. Quindi noi siamo sempre pronti a intervenire e a sentire se hanno qualche necessità, ovviamente aiutati poi da tutto il personale di volontari, sia barellieri sia dame dell'Unitalsi che ci aiutano. Prima esperienza per voi, cosa vi ha spinti, ecco, a partecipare a questo pellegrinaggio? In verità, diciamo, con gli scout il mio gruppo è andato già l'anno scorso, volevo già andarci di mio, poi mi è stata data questa opportunità e non vedevo l'ora di venire qui. Innanzitutto c'era andata anche mia sorella qualche anno fa e mi aveva detto che si era trovata bene, quindi volevo provare anch'io. Poi me l'aveva chiesto pure il Don, quindi sì, ho detto di sì e va bene. Quali emozioni, ecco, in questa prima giornata? Molta felicità e gioia, anche un po' di timidezza perché non conoscevo nessuno, però è stato molto, molto bello questo momento. Ma è stata un'esperienza, perché vedere tutte queste persone in questo contesto, cioè, per me è molto, molto strano, cioè, non sono mai stato in un contesto del genere, quindi mi sento un po' fuori contesto, però va bene. Tante emozioni anche quando in chiesa ti è stato dato un piccolo riconoscimento, essendo la tua prima esperienza. Sì, tantissime emozioni, non me lo aspettavo, non ce l'avevano detto, è stato molto carino da parte di tutti loro. C'è stata una spilla di premiazioni per la prima esperienza, diciamo, è stato molto bello. E invece poco fa il passaggio alla grotta, questo che momento è stato? In verità non sapevo ancora cosa fosse, avevo capito che era solo una processione così, però non dico che è proprio stata un'esperienza, però è stato un momento, diciamo che stavamo tutti insieme, un po' di crescita di comunità, come dire. Ma è stato un bel momento, anche perché sono andato con la mia persona malata e è stato molto bello perché lui comunque guardava la grotta, vedeva com'era. Io ho provato poi a toccare un po' la grotta, quindi è stato molto carino, mi è piaciuto tanto. Prima volta a Lourdes, come sei stata coinvolta? Cosa ti ha spinto a partecipare? Mi hanno convinto le mie amiche che sono venute qua l'anno scorso e ho accettato perché è stata un'opportunità per mettermi in gioco e fare nuove esperienze. Come Sara mi hanno convinto le ragazze della parrocchia e perché me ne hanno parlato molto bene ho deciso di venire qua rappresentando il mio gruppo scout. Sono stato invitato da un carissimo amico qui a Lourdes, è la mia prima esperienza, ho portato con me anche mio figlio che lui è scout di Anguilla Sabazia e abbiamo fatto questo viaggio, non sappiamo neanche cosa ci aspettasse, però fino adesso devo dire che è un'esperienza bellissima, consigliabile a tante altre persone che vogliono fare volontariato. Quali aspettative avevi? Come sta andando? Avevo aspettative molto alte perché avevo bisogno di crescere caratterialmente e questo sta succedendo. Questi giorni me li sto vivendo molto bene perché il servizio e il refettorio mi sta piacendo molto, mi piace servire
le signore e signori che ci sono e sto vivendo belle emozioni. Questo spirito di volontariato e di servizio, come lo state vivendo? Ma abbastanza bene, tranquillamente, un pochettino lo abbiamo dentro, aiutare le persone che sono malate, che hanno bisogno di una mano, di un sorriso. E com'è fare un'esperienza del genere di pellegrinaggio insieme al proprio figlio, in famiglia quindi? È stato bellissimo perché noi abbiamo già un buon rapporto tra padre e figlio, però devo dire che questa esperienza ci sta unendo ancora di più. Qual è stato il tema dell'incontro di questa sera? Ma il tema è stato l'essere pellegrini di speranza nella luce del testo di Luca 24, che è l'incontro di Gesù con i 2 discepoli di Emmaus la sera di Pasqua. Ho cercato, parlando ai ragazzi, di aiutarli a identificarsi nei 2 discepoli che fuggono ma poi sono incontrati da Gesù e nell'incontro con Gesù ritrovano la forza di rielaborare la loro vita, di ripensare all'esperienza di Gesù e di ritornare nel gruppo degli apostoli. Credo che essere a Lourdes, soprattutto per i più giovani, deve essere l'esperienza di ritrovare la speranza, esattamente come i 2 di Emmaus la sera di Pasqua. Cosa è emerso poi dalle domande che ci sono state? Perché le domande tutte interessanti erano un po' il cercare di capire cosa vuol dire per loro ragazzi, ecco questo. Qualcuno ha parlato di fiducia, di difficoltà a fidarsi, qualcun altro ha parlato del cosa vuol dire, della quale differenza c'è tra lasciare e abbandonare. Il valore del lasciare, ma anche la difficoltà del lasciare. Altri hanno parlato del ritorno della vita spezzata di Gesù come indicazione anche per la nostra vita. Ecco, interventi brevi, era anche tardi, i ragazzi erano molto stanchi, però mi è sembrato un momento bello, significativo. E che cosa augura poi a tutti questi ragazzi di riportarsi a casa una volta finito il pellegrinaggio? Ai ragazzi ho detto 3 cose, servendomi delle immagini del Vangelo: che guariscano gli occhi, da occhi incapaci di vedere a occhi che vedono, che guarisca il cuore, da un cuore indurito a un cuore che arde, e che escano dalle loro depressioni, dalle loro tristezze, per ritrovare la gioia. Ecco. Tornare a casa gioiosi, questo forse in sintesi è la cosa che spero per tutte le persone che in questi giorni sono a Lourdes. Stamattina un piccolo pezzo di giubileo al pellegrinaggio a Lourdes. Quest'anno insieme ai nostri pellegrini abbiamo fatto un cammino di speranza giubilare, perché tutti gli anni il santuario di Lourdes e anche l'unità si danno un tema, e quest'anno il cammino che ci è stato proposto è proprio in comunione con tutto il resto della Chiesa, è proprio quello della speranza. Ma con Maria, pellegrini di speranza. Allora abbiamo fatto varie tappe che hanno fatto meditare dentro di noi il tema della speranza, partendo dal significato della nostra speranza, che è Cristo risorto. Cristo è la nostra speranza. La risurrezione di Cristo ci porta ad avere una speranza che non muore, perché Cristo ha vinto la morte. Poi la sofferenza è condivisa, un luogo di apprendimento della speranza. Proprio qua a Lourdes i pellegrini vengono a fare un'incetta di speranza, vengono a ricaricare le batterie della loro speranza per vivere la loro croce tutti i giorni, una croce alcune volte molto pesante, ma che diventa leggera grazie all'aiuto di Cristo, al sostegno di Cristo e della Madonna, come qua a Lourdes ci viene presentato. Un altro segno di speranza è il perdono, un perdono che dobbiamo dare agli altri, ma che dobbiamo ricevere anche noi da Dio, chiedendo perdono con il cuore aperto alla speranza che il Signore ci rinnova nel sacramento della riconciliazione, e che possiamo avere un nuovo inizio, una nuova partenza. E il fulcro qua
a Lourdes è proprio Maria. Maria come segno di speranza, lei che ha vissuto per tutta la vita la speranza, ci chiede a noi di mantenere viva questa speranza e che lei ci aiuterà a mantenerla viva nella nostra vita, nella nostra esistenza, dandoci veramente quell'alimento di speranza che soltanto lei ci può dare. E poi abbiamo visto che la preghiera alimenta la nostra speranza, una preghiera che diventa veramente un segno per gli altri che essere uniti a Cristo ci porta speranza, ci porta a quella speranza che non muore. E ci siamo fermati col mio gruppo sotto il Carmelo. Qui a Lourdes c'è il Carmelo e le monache sono un segno di speranza, perché sono lì proprio per pregare per gli ammalati e i pellegrini che vengono a Lourdes. È un bellissimo segno avere un monastero di clausura qua, proprio che guarda il santuario e guarda i pellegrini che vengono al santuario. Poi l'Eucarestia è fonte della nostra speranza, è in lei che dobbiamo guardare perché la nostra speranza non muoia, perché il Signore, alimentandoci con se stesso, ci porta a essere sempre più simili a Lui, sempre più simili a quel Signore che ci ama infinitamente e che ci porta a essere missionari, ecco, di questa speranza. Se noi siamo ricolmi di questo amore di Cristo, se siamo ricolmi di questo amore che non muore, allora possiamo essere anche missionari, perché la prima missione del cristiano è dire: ho scoperto il Signore ha ricolmato la mia vita, il Signore mi ama e te lo voglio annunciare, te lo voglio dire. Ecco, allora questo percorso è stato un percorso bello che a tappe ci ha fatto riscoprire e ci ha fatto anche assaporare la bellezza della virtù della speranza, che ricordiamo che è una virtù, la speranza, che ci viene data dal Signore con la sua grazia. Seconda giornata di pellegrinaggio, con quali emozioni la si sta vivendo? Beh, direi emozioni molto intense, molto belle, legate ovviamente alla fede, quest'anno particolarmente alla speranza con l'anno santo, ma soprattutto alla presenza poi dei pellegrini, sia malati sia persone che si mettono a disposizione dei fratelli. È un po' il compimento di quello che in fondo Maria chiede, ha chiesto e continua a chiedere ogni giorno, questo venire, pregare, intercedere anche per i peccatori. Ovviamente noi stessi peccatori chiedere perdono al Signore e mutare anche questo anche in tanti gesti di carità piccoli ma importanti. Quale augurio ai pellegrini e ai vari volontari che stanno partecipando a questo pellegrinaggio? Beh, l'augurio è veramente che possiamo essere sempre ricolmi di quella speranza che non è illusione e neanche un semplice speriamo che mi vada bene, ma è la certezza che Dio è con noi. 59 anni di matrimonio. Com'è stato festeggiare questa data così importante qui al pellegrinaggio a Lourdes? Bellissimo, abbiamo scelto di venire qui, mentre altre volte andavamo al mare di qui e di là, quest'anno abbiamo scelto qui e chiediamo una grazia al Signore. Anche per lei? Sì, è una cosa bellissima perché festeggiare un compleanno, anniversario, insomma, in questa maniera è stata una cosa veramente che ti dà un sollievo e una speranza per andare avanti, tutto quanto. E qual è il segreto quindi per arrivare così lontani assieme? Tanta pazienza, pazienza e amore di Dio, con quello si fa tutto. Grazie. Certo, è uguale, nel senso che sperando sempre giorno per giorno di andare avanti nei migliori dei modi e sempre con la grazia del Signore. E non è la prima volta che venite a Lourdes? Lui è la prima. Ah, lui è la prima, Io ok. invece sono venuta proprio l'11 di 3 o 4 anni fa quando c'è stata l'apparizione. Però ero sola con una mia amica, quindi non è stato bello come adesso che c'è l'unità, c'è tutto qua. Non avevamo visto niente allora. Quindi è stata un'emozione più grande tornare. E poi seguire tutte le funzioni, è stato bellissimo,
veramente bello. E come prima esperienza invece quali emozioni? È stata veramente una cosa bellissima perché ti fa capire veramente tantissime cose e vedi veramente l'umanità che ci può essere in questo posto, ecco, santo, in questo posto santo, certo. 50 anni di matrimonio festeggiati qui a Lourdes, quali emozioni, ecco? Bellissima, unica, perché non è da credere di dover festeggiare a Lourdes. A casa tra i parenti e i familiari sì, ma a Lourdes è un'altra cosa molto emozionante, veramente. Anche per lei? Sì, senz'altro. Tra l'altro l'anniversario è proprio sabato prossimo, il 6, e lo festeggeremo poi in parrocchia, giù ad Albissola, nella parrocchia di Luceto, col nostro parroco Don Giuseppe e tutti i figli, le nuore, le nipoti e tutti insieme, ecco. Siamo contenti di essere arrivati a questo traguardo e con sì, anche qualche problema, però li abbiamo affrontati insieme. Ecco, qual è il segreto per... Ma il capirsi, il comprendersi, qualche volta anche cedere su qualcosa. Io ho detto che non annoiarsi, perché diversamente allora uno molla e se ne va, invece così noi teniamo e speriamo ancora di andare avanti per parecchio tempo, finché Dio vuole, la salute ce la mantiene, ecco. Ogni anno comunque il pellegrinaggio a Lourdes è diverso, cioè ogni anno c'è un'emozione nuova. Sì e no, sì perché fa piacere sempre andarci, no perché ci troviamo spesso con le stesse persone e quindi non sembra una cosa scontata e vecchia, ecco, è una cosa che praticamente la vivi, la partecipi con un'emozione diversa, ecco. Si instaura poi un rapporto anche di amicizia e fa anche piacere ritrovarsi sempre, ecco. In questo pellegrinaggio ha ricevuto un piccolo riconoscimento perché è la più anziana del pellegrinaggio. Quanti anni ha? Guardi, sono del 1931. Quali emozioni quest'anno, ecco, essere qui, pregare per la Madonna? Sono venuta volentieri. Dico la verità, benché sono anziana. L'unica cosa è che adesso ero ridotta in carrozzella e quasi un anno che non camminavo più a piedi perché mi hanno operato, mi hanno rovinato le gambe. Ci sono tanti bei giovani, ecco, volontari che aiutano. I giovani devono andare avanti e tenere duro e non buttarsi giù. E questi giorni è stato bellissimo, mi sono sentita forte e giovane. Questo è il secondo anno a Lourdes, come mai questa scelta di ritornare? È perché innanzitutto venire a Lourdes significa rinnovarsi ogni volta, perché hai delle sensazioni diverse ogni volta che vieni. Ti viene un senso di libertà, di tranquillità. È veramente l'unico posto dove mi sento tranquilla e serena. Altri posti potrei nominarli non solo a Lourdes, ma tipo essere nel mare aperto, piuttosto che in alta montagna e piuttosto nel deserto, dove effettivamente tu hai il senso del divino, di chi è sopra di te che ha fatto tutto questo e la grandezza che abbiamo, sulla quale molto spesso non ci soffermiamo neanche per vedere qualcuno che è al di sopra di noi è riuscito a fare queste cose. E quali emozioni poi nel condividere questo pellegrinaggio insieme alla propria madre? L'emozione, diciamo, è che ringrazio Dio che me la dà, anche con tutti i suoi difetti, comunque è sempre vicino a me. E poi il senso di forza che mi dà nell'affrontare la sua malattia, i suoi vari problemi, ecco. Una forza veramente, ti senti veramente forte, molto forte.
contenta di essere qua perché è una bellissima e grande famiglia. Spero che mi amino anche loro come io amo il prossimo. Basta, le mie parole sono così. Ma com'è stato questo gesto dell'acqua appena effettuato? Sì, ma non ci sono parole per poter esprimere. Un'emozione troppo grande. Non si può esprimere. Lourdes, anche Lourdes è una città, non è un santuario, ma è una grande città anche. Tante persone, il popolo, le genti da tutte le parti, è cosa bellissima. È la prima volta che ci vengo e mi è piaciuto proprio, sento meglio, grazie. Era tanto che ho questo desiderio di venire a Lourdes e l'ho potuto solo fare adesso, questa volta qua, e spero di poter venire altre volte se Dio me lo concede. È stato molto emozionante questo momento nelle vasche? Emozionante l'acqua, sì, sentire che l'acqua che ha lasciato la Madonna è stato veramente emozionante. Prima volta a Lourdes? No, tantissime volte. Ed è sempre un'emozione ogni anno? Sempre un'emozione, sempre contenta di essere venuta. Anche il gesto dell'acqua è forse uno dei momenti più emozionanti. Bene, anche l'acqua. È da tanto che io desideravo da tanto tempo venire e quest'anno abbiamo colto l'occasione. Siamo riusciti a venire finalmente e speriamo anche che non sia l'ultima volta di tornare. È bellissimo, poi tutti questi giovani che sono venuti, sono stati coinvolti, i nostri sacerdoti. Abbiamo fatto il gesto dell'acqua e l'acqua è un segno di vita e quindi chiediamo alla Madonna questa vita interiore di cui abbiamo sempre bisogno. Sta andando molto bene, è una bella novità, non c'eravamo mai venuti, i miei c'erano andati un paio di volte, però avevo un'idea diversa, invece qua si è rivelato un po' diverso da come pensavo. A volte ti raccontano di cose un po' commerciali, no? A volte, adesso non lo so, però forse perché c'è l'anno del giubileo è anche un bel lavoro su di sé, sulla propria conversione, queste cose qui sono belle cose, mi aiutano. E anche lei ha apprezzato questo gesto dell'acqua? È stato emozionante? Sì, mi ha meravigliato, mi veniva un po' da ridere perché veramente, era una novità, però nella sua semplicità a me sembrava che indicasse un po' la necessità di affidarsi. Tante volte noi siamo un po' complicati, vogliamo invece di fare le cose che ti dicono con semplicità, una cosa bella, una cosa utile, ti ripete un po' il modo giusto di stare davanti alle cose. Ecco. Chi siete? Siamo un gruppo di ragazzi che si sono uniti di alcune parrocchie di Monterotondo, della diocesi sabina, e siamo venuti qui per vivere questa esperienza nuova per tutti noi. Quali altre esperienze fate come gruppo parrocchiale? Allora, noi come gruppo parrocchiale appunto cerchiamo di organizzare, grazie al nostro parroco Don Fabrizio, di queste esperienze con i giovani, e infatti abbiamo già fatto il Cammino di Santiago con altri ragazzi che purtroppo non sono potuti venire. È stata un'esperienza molto forte in cui abbiamo portato un po' i nostri desideri e li abbiamo messi davanti al Signore. Come nasce questa collaborazione con l'Unitalsi Ligure? Un po' perché volevamo inserirci in un nuovo contesto, fare una nuova esperienza di servizio ma anche di preghiera, e ci siamo resi conto che con l'Unitalsi potevamo vedere tutto a 360 gradi, quindi abbiamo scelto di provare un po' tutti insieme questa nuova esperienza e provare qualcosa di diverso. Qual è il vostro servizio qui a Lourdes? Allora, in questi giorni diciamo che abbiamo un po' vissuto la spiritualità del santuario, però in questi ultimi 2 giorni invece abbiamo vissuto proprio il servizio inteso con l'Unitalsi, appunto come diceva Teresa, e noi più grandi, maggiorenni, siamo state smistate all'interno delle sale, quindi aiutiamo un po' le persone a muoversi e tutto quanto, invece le piccole sono nel refettorio e i maschi con i barellieri, quindi insomma le ragazze cercano sempre appunto durante i pasti di stare vicino alle persone, imboccarle e cercarle di stargli vicino, insomma.
sera processione au flambeau, è stato... Tutto bello, tutto meraviglioso, veramente. Sì, tutto bello. Molto sentito, le cose, la Madonnina, l'acqua, bagnarsi con l'acqua, è stato fantastico. Quindi anche per il vostro percorso di fede, ecco... Assolutamente, sì. Noi siamo venuti 15 anni fa, quando c'era 150 anni, e non c'erano però i malati, eravamo a febbraio, e adesso sono state 2 emozioni molto forti, diverse, con 2 percorsi diversi. Quindi ogni anno comunque il pellegrinaggio regala esperienze diverse. Sì, anche perché noi cambiamo e è tutto sempre nuovo. E stasera la processione au flambeau ha riservato qualche emozione in particolare? Sì, è stata molto bella. Sono venuto con mia moglie 15 anni fa ed era diverso perché quest'anno sono venuto con l'Unitalsi. È diverso perché ho partecipato anche a diverse cose, perché io appunto sono un musico che suona e canta, perciò ho cercato di inserirmi in maniera molto discreta insieme agli altri per stare insieme. E come diceva mia moglie, quando arrivi qua, se c'hai qualcosa dentro, cambia tutto perché ti rasetti, metti, cancelli tutte le cose e ti senti, non dico migliore, per carità, perché poi si torna alla vita quotidiana e si ha sempre le stesse cose, però certe cose spariscono, vedi tanta gente malata, tante persone, e dici ma tutto sommato io sono fortunato, e perciò voglio dire, tante cose ti passano. È la terza volta il terzo anno che vengo a fare servizio con l'Unitalsi. Cosa ti spinge ogni anno a partecipare? Ma è un po' lo spirito qui che si vive a Lourdes, però in particolare entrare proprio all'interno del santuario si vive in un'atmosfera che sembra quasi di non essere in un'altra realtà per quanto mi riguarda, e poi passare questi giorni accanto agli ammalati ti dà proprio una forza pazzesca, perché ti danno un sacco, solo un sorriso, simpatia, l'allegria, la loro forza proprio ti ricarica. E questa sera alla processione au flambeau avevi anche un ruolo importante. Sì, ho portato un flambeau, quelli davanti che aprivano la processione eucaristica. Quali sono state le emozioni, ecco? Ma un ruolo importante, diciamo, niente, è stato emozionante poter essere poi vicino, proprio vedere la processione da un'altra prospettiva, e poi abbiamo concluso anche con gli altri volontari, diciamo, che avevano fatto questo servizio con un momento di preghiera insieme anche ai seminaristi del santuario, proprio di fronte alla statua della Madonna nella cappella dentro la chiesa. È stato molto bello. Siamo un bel gruppo, ci conosciamo da qualche anno e quindi avevo già fatto questa esperienza della processione ai flambeau, però quest'anno ho avuto questo bellissimo regalo di poterla fare portando la luce, il flambeau appunto come si chiama, e accompagnando la Madonna durante tutta la processione, ed è stata un'esperienza bellissima, emozionante, e sono molto contenta di questa esperienza. L'Unitalsi è una grande famiglia proprio sparsa in tutto il territorio nazionale. Come vivete, ecco, poi questa collaborazione, ecco, tra regioni, tra gruppi? Adesso noi abbiamo contatti con la Liguria, perché è già il secondo anno che siamo assieme, quindi è bello e piacevole, con altri questi piccoli gruppi piemontesi con cui ci vediamo. Oggi c'è stata la messa internazionale, quali emozioni, ecco, nel celebrarla? Ma è un momento molto bello, molto sentito. È bello che
esprima in modo plastico la universalità della Chiesa. C'era il mondo in qualche modo rappresentato, i continenti, le diverse lingue che pregano lo stesso Dio, e questo è un segno molto bello che mi pare la gente apprezza. E poi pregare in tanti, pregare Maria, affidarsi a Maria, chiedere l'intercessione di Maria è sempre molto profondo dal punto di vista anche emotivo per le persone, anche per me che celebravo stamattina. E invece nel pomeriggio c'è stato il segno di riconciliazione e l'unzione dei malati. Come si è svolto? Quali segni poi sono emersi? Ma mi pare che l'unzione dei malati ci richiama il mistero di consolazione, mentre il sacramento della riconciliazione ci richiama il perdono, la misericordia di Dio. Dio si fa per noi consolazione, Dio si fa per noi misericordia, e celebrando, ascoltando diverse confessioni e soprattutto direi ungendo le mani alla fronte di molti malati, ero commosso e mi colpiva l'attesa delle persone, soprattutto nei confronti dell'unzione dei malati. Come il dire, ci mettiamo davvero nelle mani di questo olio che è il segno della tenerezza di Dio, che si manifesta nello spirito appunto della consolazione. Quindi è stato anche per me un momento molto bello. Tra l'altro credo che in un pellegrinaggio le confessioni siano davvero il momento fondamentale. Il pellegrinaggio è in ordine alla conversione. Certo, poi possiamo chiedere anche il dono della salute, ma innanzitutto chiediamo il dono della conversione. La conversione passa anche tramite il sacramento della riconciliazione che oggi abbiamo celebrato. E arrivati alla conclusione di questo pellegrinaggio, quale pensiero e quali doni ci riportiamo tutti a casa? Ero molto desideroso di venire a Lourdes quest'anno. Con me ho portato tanti volti della diocesi di Savona, ho portato amici carissimi che non stanno bene, che sono malati, ho affidato il cammino della nostra diocesi, ho pregato per le vocazioni, per le famiglie, e quindi sì, è stato per me l'occasione di con calma pensare a alcune persone e pensarle di fronte a Dio, quindi pregare per alcune persone. E anche per me è stato un momento molto significativo di rigenerazione, di ricominciamento, perché siamo sempre dei ricomincianti e tutte le volte dobbiamo ritrovare il filo della fede, della gioia, della speranza. Per me questi giorni a Lourdes sono stati anche questo. E anche quest'anno è avvenuto un momento molto particolare, ovvero avete fatto camminare Carlo. Raccontaci la sua storia di nuovo. Guarda, Carlo, diciamo che ormai sono 3 anni che quando viene a Lourdes, diciamo che il fatto di poter immaginare, tentare di poter camminare, per lui è un'emozione indescrivibile. Eravamo in aeroporto già a Genova e mi diceva: guarda, mi raccomando, voglio provare a ricamminare, cosa che abbiamo fatto e rifaremo, perché per lui è, diciamo che è un momento particolare, ecco. Ed è particolare anche per noi soprattutto vedere il suo impegno, la sua tenacia nel voler, diciamo, fare un qualcosa che è abbastanza difficile per lui, ecco. E lo fa soltanto qui a Lourdes? Sì, purtroppo lo fa soltanto qui a Lourdes. Magari lui vorrebbe cercare di avere qualcuno che gli desse la possibilità di farlo giornalmente, però da quello che so io fa solo qua a Lourdes. Ed è una cosa che, ripeto, ci riempie e lo riempie di gioia. Ogni volta che io vengo a Lourdes diciamo, è un momento di, come dire, di ricarica, nel senso che potersi dedicare a persone, vedere i loro sguardi, vedere i loro sorrisi, vedere, diciamo, il sono contento perché sono qua è qualcosa che ti riempie per un anno di gioia e di felicità. Il nostro lavoro è un lavoro, diciamo, abbastanza faticoso, però la fatica, diciamo, che non si sente proprio per questa voglia di dedicarci a loro, ecco. A conclusione del pellegrinaggio, quali commenti, con quale spirito si torna a casa? Il senso, lo spirito è quello sempre di grazia, di gioia, di un momento che in qualche modo diventa luce e speranza in un mondo che fatica a camminare insieme, è un po' frantumato,
è pieno di guerre, Lourdes dà un segno diverso, di cammino, di servizio, e specialmente per noi Liguria, che siamo stati coinvolti un po' in tutte le diocesi della Liguria, per dare un po' speranza a noi stessi e alle nostre chiese, portando un bagaglio importante comunque indietro. Tanti anni di pellegrinaggi a Lourdes, ogni anno è un'esperienza nuova, ci sono segni nuovi. Il segno importante è proprio questo, ricalcare, riprendere proprio il cammino di chiesa. Quest'anno abbiamo avuto la grazia di avere 3 vescovi, tanti sacerdoti, alcuni religiosi e tanti laici impegnati, quindi questi sono segni veramente di grazia, di speranza, che danno proprio al mondo questo senso di unità. E poi vediamo anche, troviamo comunque qui a Lourdes un aumento anche di pellegrini, e questo ci dà una enorme gioia nel cuore, che vediamo che c'è il bisogno di trovare, di avere punti di riferimento. Lourdes è un punto di riferimento importante di servizio, di preghiera, di profondità, di spiritualità e di comunità. Ecco, il ritrovarci insieme a pregare, penso che questo possa insegnare molto al nostro mondo. Come è andato questo pellegrinaggio 2025 a Lourdes? Beh, direi decisamente bene, innanzitutto per il clima di preghiera che c'è stato molto intenso fra di noi, e anche come il clima di fraternità, e poi in quest'anno, l'anno della speranza, questo pellegrini di speranza che si è anche concretizzato con dei gesti concreti che hanno fatto memoria di quanto è avvenuto a Lourdes nel passato e di quanto sta avvenendo nel presente e di quanto dovrà finire nel futuro, perché la presenza di Maria è sempre una presenza veramente di una grande intercessione materna, e che ovviamente mette in evidenza la presenza del Signore Gesù. Quale spirito, per la diocesi da riportare da questo pellegrinaggio? Beh, lo spirito è quello proprio di una testimonianza. D'altra parte noi stiamo compiendo questo cammino anche in diocesi, soprattutto per riattivare in modo molto molto significativo quello che è l'annuncio del Vangelo, anche un primo annuncio del Vangelo che realmente dia fondamento sostanzioso alla fede di tutti. E dunque è una speranza che si concretizza nella grazia di Dio, ma soprattutto una speranza che poi prende il suo fondamento anche in quello che ci ha ricordato il Santo Padre, proprio noi alla CEI, dove ha tracciato un po' 3 punti fondamentali. Il primo è appunto l'annuncio del Vangelo, poi l'altro è proprio la dottrina sociale della Chiesa che lega il Vangelo alla concretezza della vita, e poi l'essere uomo, l'antropologia cristiana che dà veramente la dimensione autentica di ogni nostra azione. Come è andato questo pellegrinaggio 2025 a Lourdes? Stiamo giungendo al termine di questo pellegrinaggio di 4 giorni dove ho assunto questa direzione. Sicuramente è stato un pellegrinaggio a detta di tutti molto rilassato, tranquillo nell'ambito della nostra associazione, come noi speravamo, e uno dei nostri principali obiettivi è quello di far star bene la gente qua senza avere tutti i problemi della vita quotidiana, perché portarli anche qua sarebbe un grosso problema. Qui il posto della pace, della tranquillità, della meditazione, e non deve diventare un ottovolante sia per il personale che deve accompagnare gli ammalati, sia per gli ammalati stessi. Quanto lavoro c'è stato dietro alla preparazione, all'organizzazione? Il lavoro si divide essenzialmente in 2 fasi. Una fase dove l'associazione L'Unitalsi ci prepara tutta una serie di trasporti, vettori, aerei a disposizione. La seconda è il riempire questi vettori con delle persone, portandole appunto in modo da avere tutti i comfort, tutte le possibilità di arrivare con aerei, con pullman. E la preparazione è stata abbastanza complicata, perché una preparazione non è un tour operator dove diamo camere e sistemazione alberghiera e basta, ma diamo anche un'assistenza spirituale e infermieristica, medica, quindi è un'attività di preparazione che dura diversi mesi, che deve comunque conciliare tutti questi 3 aspetti. Primo pellegrinaggio da direttore, però dopo tanti con altri servizi. Sì, sono in Unitalsi da 10 anni, ho iniziato il primo anno da pellegrino
e da pellegrino mi sono innamorato dell'associazione e ho iniziato poi successivamente i successivi pellegrinaggi da barelliere, e quest'anno mi è stato affidato questo incarico che è molto impegnativo rispetto a quello di servizio semplice, però diciamo che il servizio semplice è molto personale, questo invece è un servizio di coordinamento e di insieme a tutte le persone, per tutte le persone. Terzo anno in cui vengono coinvolti i ragazzi della diocesi. Ecco, come è nata questa idea, come si sta sviluppando, come sono stati i ragazzi quest'anno? Ma è nata da una proposta di noi sacerdoti. Io come parroco di Santa Maria, San Martino e San Massimo l'ho proposto ai ragazzi dopo Cresima da qualche anno e alcuni hanno aderito. Quest'anno se ne sono aggiunti 2 nuovi, e questo perché ascoltando la testimonianza di questi ragazzi contenti di aver fatto un'esperienza ricca di umanità e di fede, di incontro con queste persone, dove ti accorgi che ci sono delle grosse fragilità, però in realtà hanno una ricchezza dentro che quando tu entri in contatto con loro non puoi non tornare. E quindi i ragazzi sono attratti da questa esperienza che subito può spaventare, ma poi quando sono qui ti dicono quando ripartiamo un altro anno, e questo penso sia la cosa più bella che Lourdes crea nel cuore di questi giovani. E quindi l'invito è che anche altri non abbiano paura a fare questo passo, perché il Signore ha sempre delle sorprese e sono sempre sorprese belle qua a Lourdes. Pellegrinaggio a Lourdes animato dalla tua musica, dal tuo entusiasmo, ecco, e la tua passione. È importante capire anche del nostro lavoro che cosa servizio più che lavoro. La parola lavoro non mi piace, la parola servizio sì, perché questo per me è un servizio, quindi mi piace farlo meglio che posso, e quindi che se arriva un bel servizio allora abbiamo giocato bene, ecco. La serata di stasera, ecco, l'hai animata completamente tu, come l'hai organizzata e soprattutto qual è poi il tuo rapporto con la musica? Allora, io ho imparato un po' a suonare un po' di strumenti, tra cui il pianoforte, che sarebbe il mio primo strumento, che non è portatile, quindi quando viaggio mi piace, come tutti i viaggiatori, portare uno strumento portatile che è la chitarra. Poi invece un po' la passione per la radio, cioè per questo genere di intrattenimento, nasce un po' dall'esperienza radiofonica che ho fatto anche al Gaslini, e poi quindi con questo momento di intrattenimento, con questo gioco che abbiamo fatto per la prima volta con i ragazzi delle Cresime giù a Roma qualche anno fa, e poi vedendo che le cose funzionano, quindi si prepara un po' in base alle canzoni e far divertire le persone, perché cantare ci solleva un po' il cuore, farlo insieme è più bello, e poi devi avere un po' lo scopo proprio della gioia, di avere cura della gioia. La parola giocare dentro nasconde sempre gioia e care, quindi come care, quindi aver cura della nostra gioia, perché come dice anche Papa Francesco noi dobbiamo essere cristiani allegri, non cristiani tristi, e quindi è bello secondo me cercare di lavorare insieme per portare una cristianità che innamora, che fa bene, che ci vuole felici, perché diciamo che un cristiano non può non essere felice, perché un po' loro non lo, cioè 2000 anni fa il finale non lo sapevano, noi sì, quindi abbiamo speranza, possiamo avere gioia, possiamo avere questa unità, ecco. Questo ovviamente non è il tuo primo pellegrinaggio a Lourdes, ma sono tanti anni che vieni. Qual è il tuo legame, ecco, con questo pellegrinaggio e con il santuario? Allora, da tanti anni, perché ho iniziato proprio da piccolino, quindi all'inizio come tanti ti ci portano, quindi, e poi col passare del tempo nasce sempre un po' un innamoramento, una voglia di arrivare qua, di poter tornare sia a ringraziare, non solo a chiedere ma anche a ringraziare, e quindi questo qui più o meno, contandoli, che poi ormai ho perso il conto, più o meno come servizio siamo intorno ai 25 pellegrinaggi. A volte ne ho fatti 2 all'anno, a volte 1, però sono tanti. Ultimamente come servizio per me è stato bello, perché ho potuto tanti anni fa, perché la mia malattia, non vedendo, portava anche una fragilità ossea, dove mi avevano detto che non avrei neanche più camminato, quindi intorno più o meno ai 12-13 anni, quando avevo ripreso a ritornare a Lourdes, avevo persone che si prendevano cura di me, ero in carrozzina, non camminavo, e quindi ho vissuto l'esperienza, diciamo, dalla carrozzina, quindi perché c'è questo gioco di parole, dico sempre, è l'ammalato che porta a Lourdes o viene portato, no? Quindi
io avendo vissuto l'esperienza così e grazie a un po' di aiuti, di grinta, di belle persone vicino mi sono potuto rimettere in piedi e quindi da quel momento per ringraziare ho deciso di voler fare servizio ogni anno con quello che posso fare. Io lo posso fare con la musica, tanti altri lo fanno in tanti altri modi per cui vale sempre la pena ringraziare. Però è bello quindi per me poter ringraziare con questo tipo di servizio da tanti anni e spero di continuare ancora per tanti anni e trovare anche dei collaboratori perché non voglio farlo da solo. Cosa ti porti a casa da questa esperienza a Lourdes? Da questa esperienza a Lourdes mi porto a casa tantissime cose, sicuramente porterò a casa nuove esperienze, nuove amicizie e un nuovo occhio di riguardo su come vivo le cose che mi succedono, perché avendo visto la situazione degli ammalati che abbiamo aiutato sono riuscito a capire che i problemi che noi viviamo, che possono sembrare delle facili difficoltà, per loro sono impossibili, quindi ho acquisito questo nuovo occhio di riguardo. Sicuramente un lato più di fede verso la Madonna, che era un po' da dove volevo iniziare, e più che altro l'aver visto così tante persone malate, così tante felici, mi fa capire che quel posto è veramente speciale e spero di tornarci l'anno prossimo. Ma Lourdes è un po' tutti gli anni il capodanno per me, perché tornando a casa poi ricomincia la quotidianità, la scuola e questa settimana, un po' meno di una settimana a Lourdes è sempre un po' il tempo per tirare le somme dell'anno che è passato e riflettere, pregare e portarsi a casa la pace che troviamo appunto a Lourdes. Beh, da Lourdes ci portiamo a casa sempre tante cose, poi io dico sempre, Lourdes non si può raccontare, bisogna viverla. Noi andiamo tutti gli anni, quindi vi invito tutti, venite a Lourdes, un'esperienza magnifica, ricarica lo spirito, ti dà la carica per tutto l'anno. Sicuramente la gioia che ogni anno ritrovano le persone che vengono al pellegrinaggio e l'esperienza di un nuovo servizio, che è stato molto più complicato, ma ti mette molto più a contatto con gli ammalati e riesci proprio a vivere tutte le loro sfaccettature e tutto quello che loro desiderano è che tu sia lì per loro e aiutarli nei loro momenti. Sarà il primo anno che venivo a Lourdes e da Lourdes mi porto sicuramente tantissima consapevolezza, perché per noi cose facilissime come andarsi a prendere un caffè per loro devono essere aiutati, quindi veramente tanta consapevolezza. E poi essendo anche il primo anno ho incontrato moltissime persone ed è stato molto bello decisamente, ci tornerei sicuramente. Mi porto a casa esperienza a Lourdes e mi porto la pace, il benessere, il relax che c'era e poi stare insieme con tutte le persone malate e con noi giovani che abbiamo portato ai malati. Ci siamo divertiti, abbiamo un po' parlato, abbiamo fatto anche conoscenza con le nuove persone, con i nuovi ammalati e con anche persone che fanno i barriere, che io sono un barriere. Poi Lourdes è un luogo di pace, di benessere, come sempre. Vedi la chiesa di Ponente di Lourdes, enorme, non te l'aspetti perché è troppo bella, sia quella inferiore, la maggiore e quella centrale. Comunque Lourdes, spero che l'anno prossimo ci andrò di nuovo. È la gioia della Madonna che ci aspetta nell'acqua di Lourdes, è la gioia più bella che la Madonna vive con noi, quindi ci fa sentire che ho quest'acqua che c'è sempre al nostro fianco, quindi vado a Lourdes per devozione, a parte il mio lavoro. E la cosa bella è che porto tanti pellegrini in un anno e vedo proprio la vivacità, il cuore della Madonna come ci accoglie, quindi è una cosa bella, un'esperienza bellissima che auguro a tutti i giovani fare, a tutte le età, quindi la Madonna non è età, quindi ci aspetta nella sua divinità, quindi questa è una cosa bella. Allora, mi porto a casa, diciamo, l'ennesimo ribaltone, l'ennesima, diciamo, caduta da tutte le mie magari sicurezze, dai miei pregiudizi, perché la Madonna anche questa volta mi ha un po', diciamo, scrollato e mi ha ricordato che anche quando sei stanco, hai l'ansia che non vada tutto bene,
che le cose possano non funzionare, poi ricevi sempre quell'energia, quell'entusiasmo dalle persone con cui condividi il viaggio e ti accorgi che comunque le persone sono contente e quando io vedo le persone contente sono contento anch'io, perché allora ti rendi conto che tutti gli sforzi che hai fatto sono serviti anche per regalare tanta speranza agli altri e questo è il primo nutrimento, perché quello che noi mettiamo a disposizione, quindi il nostro tempo, le nostre energie per tutti i pellegrini, gli ammalati in questi giorni, è qualcosa che serve prima di tutto a noi. E poi mi porto anche tanta energia positiva ricevuta comunque da Lourdes, perché è un luogo che veramente sa tranquillizzarti, sa farti fermare e ti fa sentire molto più tranquillo, molto più accolto, ti fa sentire accettato per quello che sei e ti fa veramente sentire la presenza di Dio. Quindi questi giorni mi hanno ricaricato, mi hanno dato veramente una nuova carica per affrontare con entusiasmo l'anno e per far sì che tutto questo continui a vivere e che non sia solo una cosa episodica, sia qualcosa che durante l'anno la vivrò, diciamo, verrà rilasciata piano piano. Adesso abbiamo assorbito tanto e durante l'anno verrà rilasciata l'energia per farci vivere meglio questo anno. Una conclusione, ecco, del pellegrinaggio 2025 a Lourdes, quale commento, ecco, con quale spirito è stato vissuto? Ma posso dire quelli che per me sono stati i momenti più significativi. Intanto la serata con i giovani, poi il gesto dell'acqua, che riprende il gesto di Bernadette, e oggi pomeriggio la celebrazione del sacramento della riconciliazione e dell'unzione. E poi tanti incontri individuali, alcuni dei quali molto coinvolgenti, molto commoventi. Per me Lourdes è un po' questa esperienza, cioè che la comunione con il Signore, con la Vergine Maria, con i fratelli e con le sorelle è fonte di speranza, direi l'unica fonte di speranza. E direi quindi che cade a pennello in quest'anno giubilare, che è appunto il Giubileo della Speranza. Vorrei approfittare anche di questa circostanza per ringraziare Telepace, in modo particolare Ale che ho di fronte a me, ringraziare Telepace perché quella che è l'esperienza bella di alcuni, condivisa diventa l'esperienza di tanti e spero anche una provocazione a partecipare il prossimo anno al pellegrinaggio a Lourdes. Grazie veramente di cuore.